Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, edizione di mercoledì 7 dicembre. Incidente sulla Marmolada, una slavina si è staccata ieri pomeriggio su uno dei versanti della montagna. Fortunatamente non si sono registrate vittime, ma uno sci alpinista è rimasto parzialmente sepolto dalla neve. L'episodio si è verificato nella zona di Pian dei Fiacconi, versante trentino. L'uomo travolto, un trentenne padovano, è stato estratto dai compagni di escursione, senza aver riportato gravi conseguenze. Avrebbe ordinato una spedizione punitiva nei confronti di un testimone. Per questo motivo è stato chiesto il rinvio a giudizio per un bellunese già condannato a 8 anni e 9 mesi per spaccio di droga. Il reato contestatogli in questo caso è violazione di domicilio e lesioni. Niente risarcimento per 2 turisti che caddero su un marciapiede mentre passeggiavano a Canale d'Agordo riportando gravi lesioni. Il loro ricorso contro il comune di Canale, a loro dire responsabile dell'accaduto in quanto sul marciapiede ci sarebbe stato un gradino non visibile, è arrivato fino in Cassazione ma è stato dichiarato improcedibile. I 2, marito e moglie, avevano avviato una causa civile chiedendo un risarcimento pari a 14.400 euro. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, così come la Corte d'Appello, che aveva inoltre riconosciuto il dislivello di altezza estremamente contenuta e comunque ben visibile. Screening per l'epatite C, partite le lettere con cui l'Ulsuno Dolomiti invita all'adesione i bellunesi nati tra il 1969 e l'89. I cittadini interessati potranno sottoporsi gratuitamente al test. In caso di positività all'esame del sangue, il programma prevede esami di approfondimento e visite specialistiche. L'iniziativa rientra in un progetto finanziato dal Ministero della Salute con l'obiettivo di eliminare il virus HCV dal territorio nazionale. Passiamo allo sport calcio. Dolomiti Bellunesi in campo oggi per i 16esimi di finale di Coppa Italia dilettanti. Sfida casalinga contro la Clodiense, avversario battuto 2-1, anche nell'ultimo impegno di campionato andato in scena sabato scorso. Partita in programma allo Zugni Tauro di Feltre con fischio d'inizio alle 14:30. Gara unica da dentro o fuori, in caso di parità al termine dei 90 minuti si andrà direttamente ai calci di rigore. Sempre per quanto riguarda il calcio, in campo questa sera anche il Ponte nelle Alpi che affronterà il Refrontolo nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Veneto di seconda categoria. Match all'Orzessa alle 20:30. Sarà di scena domani invece la Darol Logistic Belluno, parliamo in questo caso di pallavolo. Turno infrasettimanale del campionato di Serie A3 che vedrà la DRL, settima in classifica, opposta al Montecchio Maggiore, nono. Si giocherà al Palacollodi di Montecchio con sfida al via alle 18. È tutto con questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Ricordiamo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto. Da Radio ABM l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.